Questa è la nuova versione del musica in lingua veneta. E la volta passata abbiamo visto gli accordi del desio del do, la minore, re minore, la minore, re minore e sol settima. Adesso quegli accordi A si sta a suonare anche arpeggiai, ma in prima posizione. Naturalmente si può trasportarli lungo tutto il manico e dunque che si usa delle altre forme che bisognerebbe memorizzare e col tempo potrei farlo, ma adesso il discorso è abbastanza grande da fare, dunque intanto guardiamo altre robe. Andiamo a suonare per esempio, cambiamo accordi, andiamo a suonare il Mi minore. Mi minore si suona andando a zappare sulla quinta corda, andiamo a suonare col medio sul secondo tasto. Io stesso sulla quarta corda andiamo col terzo, dunque con l'anulare, andiamo a zappare lo stesso il secondo tasto e suoniamo. Naturalmente bisogna zappare e suonare la tonica, che adesso la tonica sarebbe a Mi. Se Mi, dunque bisogna zappare il Mi basso, sarebbe la tonica, però anche quello in alto, cioè quello che suona sulla prima corda. Dunque questo qua sarebbe l'accordo di Mi minore, Mi minore. Ed è un accordo abbastanza suonare un po' cupo come tetro fosco, ma è uno dei più aeri accordi. Serve per indicare uno stato d'animo non tanto aereo, forse anche un po' pessimista, ecco. Però è un po' come la minore che abbiamo visto. Ma dunque proverò lo stesso a esercitare su quest'altro accordo e partire ad asio e dopo proverò a velocizzare la pleccata da quest'altra parte della mandretta qua. E che haga da eserciare, cioè questi suoni qua con la mandretta, che haga a far sentire come che devi suonare le corde, dunque haga da suonare chiaramente, in modo chiaro. Se vi piace il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale.